Mahmoud Hattassi. Grazie. Thank you. Thank you a lot. Beh, Mahmoud, forse quello che abbiamo appena visto, il pubblico che si alza spontaneamente per ringraziarti del tuo lavoro, di averci portato questa incredibile testimonianza che, come potete immaginare, è anche complicato commentare con delle parole, però è doveroso per quello che abbiamo detto prima, per quello che significa il festival per noi, per l'occasione che è appunto di fermarsi a guardare, di provare insieme a riflettere su quello che gli autori ci portano, sulla realtà che ci mostrano. E quindi la prima cosa che voglio chiedere a Mahmoud è come lui a sua volta ha conosciuto questa realtà, come hai conosciuto i tre protagonisti, le loro storie e perché ti sono sembrate quelle giuste per raccontare per una volta non gli occhi su Gaza, ma gli occhi di Gaza, di chi è lì in questo momento. Yeah. Thank you all. I was really moved by you, by like your support, and I actually was surprised to have such an audience and to like the audience really want to know more. I was really surprised, and I'm really happy that you got that message. And thank you for the festival, like to give the platform to the message also. Regarding the question, you know, we always watch videos, clip of the videos, very short videos on social media, but we don't know what is behind these videos. So we don't know the full story. So in order to grasp how these journalists work and what is behind these little stories on Instagram or on other platform that you are just scrolling down, what is behind that, all right? So we needed to see from their perspective, from their point of view, from the eyes of Gaza, like themselves. How do they see the war? How do they live? Because as you watched in the film, it's not always bombing. There are was some cold moments. So they make fun. They try to live. At the beginning of the film, one of the journalists just spread some cologne. So they also want to live their life while it's war, even if it's war. But they're still human being, and they just like us. They are just like us. They are children, just like. Really sorry. No, it's okay. Beh, innanzitutto grazie, sono stato veramente commosso dal vedere tutto questo pubblico in sala e dal vedere che vi siete alzati e dal vostro sostegno. E sono rimasto anche sorpreso da vedervi qua tutti, da vedere un così folto pubblico. E mi piace vedere che il pubblico ne vuole sapere di più, su quello che sta succedendo, quindi sono molto contento perché capisco che avete recepito il messaggio di questo mio film, di questo mio documentario. E grazie quindi anche al festival per avermi dato questa opportunità di passare questo messaggio e di fare vedere questa storia. Per quanto riguarda la domanda, tutti noi siamo abituati a vedere dei video sui social media, video molto brevi di storie, ma non sappiamo esattamente cosa c'è dietro queste storie. Non capiamo in realtà appunto la situazione che sta nascosta dietro questa storia.
E per capire cosa sta dietro a tutto questo era necessario per me far vedere la realtà non con i miei occhi ma con gli occhi dei giornalisti, quindi vedere le cose dal loro punto di vista, perché Gaza non è solamente sinonimo di bombardamenti, certo lo è, ma questi giornalisti durante la loro giornata a Gaza vivono anche dei momenti tra loro, vivono dei momenti di vita normale come tutti noi. Se vedete l'inizio del film, se vi ricordate, c'è una scena in cui uno dei giornalisti si spruzza addosso il profumo. Anche quello è un piccolo momento di vita quotidiana, perché vogliono vivere una vita che anche per loro vale la pena essere vissuta, e del resto sono degli esseri umani come noi, anche loro hanno figli. So like these journalists are human beings. They have children and they have a life. So how do they live? How these our eyes, like the ones who are just like we watch Gaza through them, how do they live? Also, like it's really important film that because Israeli army is trying to cut off our eyes. They are targeting these journalists. When we finished the film, it was around they killed 173 journalists. Right now they are above 200. Just a few days ago, they killed 3 journalists. So they are targeting our eyes in order to cut our eyes from Gaza. They don't want to see. They don't want us to see, especially Europeans. Maybe as, like for me as Middle Eastern, I don't have as your weight, like as your voice. Your voice is much stronger since you are European. So they don't want you, exactly like Europeans audience, to know more. The American audience, they don't want you to know more. For example, like Abdul Qadir, he was the correspondent of BBC and CNN, which are like European channels. And the Israeli army, what he did is that he said that Abdul Qadir is a terrorist. So CNN and BBC fired him from being correspondent. So they don't want him to tell the story from the ground. They want you to see whatever they want you to see. So what they did is that they get a car and they have some like foreigner journalists get in this car and they make them a tour in Gaza. So they just like shot this specific angle or that story. So they choose for you what to watch. So such films, it's important to know who are the real journalists on the ground and to where like get these stories. Quindi questi giornalisti sono esseri umani come tutti noi, hanno bambini e figli, hanno una loro vita. E la cosa importante quindi è appunto vedere Gaza tramite i loro occhi per capire esattamente qual è la situazione attualmente in Gaza, anche perché quello che l'esercito israeliano sta cercando di fare è quello di non farci vedere le cose con i loro occhi. Se avete letto anche nel film, alla fine del film erano stati uccisi 173 giornalisti a Gaza, adesso siamo arrivati a più di 200 giornalisti che sono stati uccisi sempre nella striscia di Gaza. Pochi giorni fa ne sono stati uccisi altri 3. Quindi l'esercito israeliano non vuole che noi vediamo la realtà, quello che veramente Gaza sta vivendo, e soprattutto non vuole che gli europei e gli americani lo vedano, perché io vengo dal Medio Oriente, quindi la mia voce non è importante come la vostra, e quindi cercano di tacere il tutto, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Uno dei giornalisti che avete visto nel film, Abdelkader, era corrispondente della CNN e della BBC. Ovviamente l'esercito israeliano ha cercato di fare di tutto per non fargli raccontare le sue storie. L'hanno accusato di essere un terrorista, tant'è vero che poi la CNN e la BBC l'hanno licenziato, ora non lavora più per loro, proprio per impedirgli di raccontare le storie. E hanno, ad esempio, vi faccio semplicemente un esempio, hanno invitato dei giornalisti stranieri per vedere quale fosse la situazione a Gaza, gli israeliani sempre, li hanno portati in giro in macchina, gli hanno fatto vedere solamente le cose, alcuni angoli, gli hanno raccontato solamente alcune storie. Questo sempre con l'idea di silenziare tutto il resto. Vogliono semplicemente far vedere quello che loro vogliono far vedere, ma non la realtà. E questo rende ancora più prezioso il tuo lavoro. Vorrei che ci raggiungesse anche Francesco Sacchi di Emergency per
perché come appunto tu ci hai appena raccontato è impossibile per i giornalisti stranieri in questo momento andare liberamente a Gaza. Chi c'è adesso a Gaza? Tu sei appena rientrato, sei stato il capo delegazione del progetto Emergency a Gaza. Puoi darci un aggiornamento di quella che è anche la situazione attuale? Nel documentario tra l'altro vediamo in qualche passaggio una sorta di ospedale, insomma, se magari ci fa strano noi che viviamo nel nostro mondo chiamarlo così. Vediamo degli aiuti che vengono lanciati dagli aerei. Qual è la situazione attuale? Ciao a tutti. Grazie per l'invito. Io sono Francesco e ho lavorato al progetto Gaza da giugno del 24 a dicembre del 24 e negli ultimi 2 mesi sono stato a Gaza come capomissione. Emergency ha 2 cliniche di salute primaria all'interno della striscia, una aperta. Abbiamo iniziato la collaborazione con un'altra organizzazione palestinese a novembre del 24, mentre aspettavamo il permesso da parte delle autorità di poter costruire la nostra clinica, che è arrivato dopo 3 mesi, e siamo riusciti a iniziare le attività nella nostra clinica a gennaio di quest'anno. E contemporaneamente abbiamo iniziato a supportare con un team chirurgico il Nasser Hospital a Khan Yunis, questo fino a 2 settimane fa, perché poi, come forse sapete, è stato attaccato una notte di 2 settimane fa mentre il nostro team era dentro, quindi questo evento ha decretato poi un po' la fine del nostro supporto alle attività, perché non c'erano più le condizioni di sicurezza per poterlo fare. In particolare lo Shifa Hospital che si vede nel documentario, noi ci siamo passati quando siamo stati a Gaza City, non è più un ospedale, nel senso che è stato pesantemente bombardato, non è più attivo, quindi è stato anche strano vederlo a video. E collegandomi con quello che viene detto in 2 punti del documentario, cioè sul nessun posto è sicuro. Questo è vero più che mai in questo momento, perché da quando è stata rotta la tregua 2 settimane fa, di fatto nessun luogo è più sicuro, non è stata ristabilita nessuna zona umanitaria, ci sono tutti i giorni bombardamenti, ordini di evacuazione che costringono la popolazione a spostarsi di nuovo, dopo che dal 19 di gennaio, quando è entrata in vigore la tregua, quasi 2 milioni di persone si erano spostate per andare presso le proprie case, che non erano case, perché poi nella maggior parte dei casi si sono riaccampati sulle proprie macerie vicino alle proprie case, perché stiamo parlando di più di 430.000 case distrutte, quindi più del 90% delle case nella striscia sono state distrutte o danneggiate, e quindi di nuovo ora ripartono queste dinamiche di incertezza, perché non ci sono punti sicuri dove stare e le persone ricominciano a muoversi. E quando viene toccato il tema degli aiuti umanitari, anche questo è più attuale che mai, perché dai primi di marzo Israele ha di fatto sigillato la striscia di Gaza, quindi non entrano più farmaci, non entrano più cibo, non entra più gasolio, carburante, gas. E ricevo foto dal mio collega Fabio, che è ancora dentro, del market, del bazar dove anche noi ci rifornivamo, è completamente vuoto, e abbiamo ricevuto richiesta da un'agenzia delle Nazioni Unite, quindi un organo abbastanza importante che si appellava a tutte le organizzazioni umanitarie per poter avere dei pallet, dei bancali di legno inutilizzati da poter bruciare per cucinare. Quindi questa è la situazione in questo momento, che è molto critica, e quindi un po' si ricollega a quello che stava succedendo già mesi fa e che era leggermente migliorato con la tregua del 19 gennaio. Quindi noi siamo dentro la striscia e continuiamo l'attività in queste 2 cliniche di salute primaria, e insomma siamo determinati a rimanere, continuare a supportare la popolazione palestinese anche in questo momento particolare, e anche se i segnali che stiamo raccogliendo in queste settimane non sono positivi, speriamo che la situazione si possa invertire, possa migliorare il prima possibile per insomma bene di queste persone che hanno attraversato ormai 16 mesi di guerra e di tante sofferenze.
Grazie Francesco, grazie insomma per tutto quello che fate. Emergency è anche uno dei no sponsor del festival. Come sapete, il festival da alcuni anni ha fatto la scelta di non avere degli sponsor commerciali, ma di sostenere, di dare visibilità a delle realtà che fanno un lavoro che ci accomuna a livello di valori, ed Emergency è tra queste. L'altra cosa che volevo chiedere a Mahmood, prima di lasciare poi spazio al pubblico del festival, è come avete lavorato. Noi vediamo delle scene nel tuo documentario anche molto, molto rischiose, dei tre protagonisti che cercano un luogo per poter inviare il loro racconto. Li vediamo salire agli ultimi piani di questo palazzo dove ci raccontano essere possibile avere un minimo di segnale. Com'è stato lavorare con loro? Quanto materiale sei riuscito a ricevere da loro e come l'hai appunto organizzato poi per costruire il tuo racconto? Yeah, thank you for the question. Actually, at first, we were depending on phones cameras because we couldn't find real cameras at the beginning of the film. So mainly 60% of the film or more was shot on the phone, by the phone. So when it's really dangerous scenes, as you watch in the film, it was only the journalists themselves are documenting themselves because it just happens suddenly and they just document whatever they see. And I tried to grab like all the footages that they shot, the dangerous one, and to make a sequel through the film. So it's like it's two sequels in the film. One that it's a little bit normal life, a little bit, it's not normal, a little bit. And the other one, it's really dangerous. So I tried to show both sides that the journalists are living. Regarding uploading material, it was really hard to get the material from Gaza because they don't have internet connection. Even like talking to them, I was trying every day, each hour, like to talk to them. They don't have internet access to internet. Only in specific places, like when they go, as you said, 3 floors or 4 floors, like next to the Israeli border. So they can use the Israeli SIM card and upload material. So what they did is that they leave laptops open at wherever they have internet, and they leave it for days. And also we kept the data in 3 different locations because we were like afraid to lose the material. And we keep laptops like without a holder. So it's one laptop was in apartment, the other one was in street. So we tried to keep the data because uploading material took like much of the time. It was really hard. So what they did is that they comprised they make it like the video very small, low quality, and send it to me so I can know what they are seeing and I can direct them from outside. After that, they just try to upload the material through the months. And luckily, at the end of I believe it was June or July, in 2024, they managed to get like a high-speed internet from a hospital, from Kamal Udwan Hospital, for one night only. They uploaded like 15 gigabytes, which was a lot, like to handle to upload with 100 kilobytes. So they managed to get 1 day of internet, which was good, to speed a little bit the film. So yeah, getting the material was hard, keeping the material was hard, shooting the material was hard, talking to them was hard. Nothing went smooth in this film, but we had to do it, we had to document, and we just had to find a way. Sì, diciamo che fondamentalmente tutti i video che avete visto del film sono stati girati con le telecamere del telefonino perché i giornalisti non avevano a disposizione una vera e propria telecamera. Diciamo il 60% del film è stato girato con il cellulare.
E i giornalisti si documentano da soli e si filmano da soli, soprattutto quando vedete le scene molto pericolose del documentario, perché un bombardamento o qualcosa di tragico può avvenire all'improvviso, e quindi in quel caso, se c'è veramente un grande pericolo, sono solamente le scene girate con il cellulare dei giornalisti che vedete nel documentario. E poi per il resto ho cercato di raccogliere tutte le riprese fatte con i loro cellulari e fare anche delle sequenze logiche all'interno del documentario, magari una parte della sequenza con delle scene di vita normale, con una situazione tra virgolette più o meno normale, e poi invece una parte più attinente al pericolo e appunto a quello che stava succedendo sul campo. Diciamo che la situazione è anche complicata dal fatto che a Gaza non c'è internet, non c'è un collegamento internet, e di conseguenza è stato molto difficile ottenere il materiale dai giornalisti. Normalmente mi mandavano il materiale andando al terzo o al quarto piano dell'edificio che avete visto anche nel documentario, che è vicino al confine con Israele, cercando il segnale e lasciando poi i loro computer, i loro laptop, i loro computer portatili per alcuni giorni, in maniera tale che potessero inviarmi tutto il materiale, tutte le scene, anche perché ci vuole molto tempo, ci vogliono 3 o 4 giorni per inviare il tutto. Usavano 3 PC diversi, 3 PC che per motivi di sicurezza e per non perdere il materiale lasciavano anche in posti diversi, perché ovviamente la loro paura era anche quello che il materiale girato andasse perso. La maggior parte dei video poi ovviamente li giravano con bassa qualità, anche perché così era più facile mandarmeli. Verso giugno-luglio 2024 poi invece sono riusciti per una giornata e per una notte ad avere internet ad alta velocità con una trasmissione fino a 15 GB nell'ospedale di Kamal, dove da lì mi hanno mandato tutto il materiale. Quindi fondamentalmente io raccoglievo il materiale, poi facevo l'editing, il montaggio per poi raccontare la mia storia nel documentario. Quindi diciamo che è stato difficile ottenere il materiale, ricevere il materiale, capire il materiale, è stato tutto molto complicato in questo documentario. Niente è stato semplice, però sicuramente valeva la pena essere raccontato. Se c'è qualche domanda da parte del pubblico, qualche curiosità, abbiamo... Prego, un attimo solo che facciamo arrivare il microfono, grazie, lassù, poi arriviamo anche lì. Prego. Buonasera, intanto volevo esprimere la mia piena solidarietà al popolo palestinese e alla Palestina. Avrei in realtà 2 domande, con la dovuta premessa che io sono una donna occidentale e parlo da donna occidentale che non capisce. La prima domanda è: io sento parlare di corpi di persone, donne, bambini e anziani, e viene omesso sempre il corpo degli uomini adulti. Perché? Siete consapevoli che noi vi potremmo percepire in modo diverso? Cioè, avete paura che il corpo dell'uomo sia percepito come più pericoloso e quindi che noi non vi capiamo? E la seconda domanda è questa. Si sente anche molto parlare del martirio, abbiamo sentito anche appunto il bambino che parlava di voglio essere un martire, voglio andare in paradiso. Perché insistete tanto su questo punto? Grazie. Thank you for your questions. For the first question, as a filmmaker, I should respect the bodies of the killed, even the killed ones. So I tried to not to show women, killed women.
There was a scene that a baby was killed. They were trying to revive him, but they couldn't at the end, but I did not show that. So I try, I'm not here to shock you. I'm not here to make you watch people dying. It's not the story. Because when you watch someone died, he's died. You can't do nothing. It's done. He's dead. And you will feel like hopeless. Nothing you can do. But I want to show how people are living there in danger. So you might be able to save the ones that still living. I truly respect even the killed one, because some women don't want to show their parts. Some women don't want to show their hair. And if she was my mother, I don't want people like to see her killed. It's really hard. It's really hard. So even men, like I did not show like a killed man here. They were trying to revive him. He was injured, not killed. So I tried to not to show. But if I had to, I will keep the footage as it is. Like as you watched in one of the videos, that there was a child like on the ground. He just like grabbed a piece of like what to say, I don't know, I forgot. Yeah. So he grabbed it and he said that this is the remains of the child. It wasn't close up, so I kept it. So I'm not here to shock you. It's not about telling that people there are dead. No, there are still some livings worth to be saved. This is the first question. Okay, grazie. Grazie delle due domande. Per quanto riguarda la prima domanda, sono un documentarista e provo profondo rispetto per i corpi delle persone uccise, che siano uomini, che siano donne, che siano anziani. E è una cosa che normalmente non mostro nei miei documentari o nei miei film. Se avete visto, vi ricordate nel documentario, a un certo punto si vede una brevissima scena di un bambino che stavano cercando di rianimare ed è stato veramente un brevissimo momento. L'intento mio non è quello di mostrare immagini all'interno del documentario per scioccarvi o per scioccare il pubblico. Non mi interessa nulla far vedere al pubblico delle persone che muoiono. Non è questa la storia, non è questo l'intento del documentario. Perché quando guardi qualcuno morire ti senti... non hai più nulla da fare, non c'è più nulla da fare. L'idea è quella di far passare il messaggio che in realtà ci sono ancora delle persone che sono ancora in vita e che voi magari potete anche aiutare. E se ci fosse ad esempio mia madre, se dovessi, che è uccisa, non la farei mai vedere. Ecco, non è, ripeto, non è questo il mio intento, che si tratti di cadaveri di uomini o di donne. C'era anche un'altra scena nel documentario dove avete visto un uomo che era stato pesantemente ferito, non era morto, ho deciso di farla vedere, ma anche in questo caso non era morto, appunto. E c'è stata un'altra scena del documentario dove in realtà ho fatto vedere i resti di un bambino che era stato ucciso durante il bombardamento, ma ho deciso di farla vedere e di mantenere quella scena semplicemente perché il bambino non si vedeva da vicino, quindi si poteva capire, anche dalle parole si è capito che erano i resti di un bambino, ma non la si vedeva da vicino, perché appunto l'intento non è quello di scioccare nessuno. Yeah, thank you. So regarding the second question, when you are at war, I was at war. I'm Syrian, by the way. I was at war in Syria, so I know how people think when they are like being bombed, or when you see your friend or your relatives being killed. So you have no one to support you. Like they don't believe that the outer world will stop the war. No, they only have God. It's not related what religion you are in there. You are dying, so you only have the support of God. Even like if you are Muslim, Christian, Jew, wherever you are, at war, there's only God just like beside you.
So when at war, people hold their religion very strongly. And also, like the child, why he wants to be a martyr? Because his relatives were killed. And he was smiling. Like as you watch, he was smiling while he was talking about his killed grandfather, killed uncle, killed relatives. Even he was injured. So it's his normal life. This is like becomes very normal first. Second thing, he wants like to take a revenge because his relatives were killed, his people were killed. He did not live a life. How he will get a revenge? It's depend on the person. So this child is the son of a journalist. So he wants to take the resistance one step away by being a journalist, because journalist is a resistance. Just being living in Gaza is resistance. Being a doctor is resistance. Holding a gun to protect your own people is resistance too. So it's wherever you are living in Gaza, you have to do something because it's fighting back. What the Israeli wants is like eliminating all Palestinians. They don't want Palestine. And after Palestine, it's not only Palestine. After Palestine, they want Syria, they want Lebanon, they want Jordan, they want part of Turkey, they want part of Iraq. They have a map, the Israeli map, their dream, so they want that dream. It's their promised land. So, yeah, they are like ready to be murdered because it's the only thing they know. E quando sei in guerra, e anch'io sono stata in guerra perché tra l'altro io sono siriano, l'unica cosa a cui pensi quando ci sono i bombardamenti, quando stai per essere ucciso, quando vedi i tuoi amici e i tuoi parenti uccisi, è la religione e Dio, perché non c'è nessuno che ti aiuta in quel momento, in quei frangenti. C'è solamente Dio e c'è solo la religione, a prescindere dal tipo di religione, che si tratti di cristiani, musulmani, di ebrei. Quando sei in guerra c'è solamente Dio e c'è solamente la religione che ti può aiutare. Quindi diciamo che la religione assume un ruolo molto forte in situazioni di guerra. E il bambino che avete visto nel documentario ha visto un nonno morire, ha visto suo zio morire in guerra. Lui vuole vivere una vita del tutto normale, vita normale che lui non ha, perché la guerra per lui è la normalità, e si vuole vendicare. E come fai a vendicarti in una situazione di guerra? Ti puoi vendicare in vari modi, a seconda della situazione che stai vivendo. Lui è il figlio di un giornalista, e il figlio di un giornalista può vendicarsi come? Facendo il giornalista, come suo padre, oppure opponendo resistenza. E durante la guerra puoi opporre resistenza in vari modi, facendo il medico, oppure facendo il giornalista, oppure imbracciando un fucile o una pistola e uccidendo il tuo nemico per difendere i tuoi prossimi. E avete visto anche che durante la scena lui raccontava tutto questo sorridendo, proprio perché per lui questa è una situazione normale. Quello che avete visto fondamentalmente è un'idea dell'esercito israeliano. Che cosa sta facendo l'esercito israeliano con la striscia di Gaza? Semplicemente sta annettando i palestinesi e la Palestina, ma non si vuole fermare lì, perché hanno un sogno molto più grande, che è il sogno della terra promessa, che è una cartina che sta nelle loro teste. Dopo la Palestina e dopo i palestinesi vogliono la Siria, vogliono il Libano, vogliono la Giordania, vogliono una parte dell'Iraq e vogliono procedere appunto alla conquista della loro terra promessa. E perché il martirio? Perché anche questo è un modo per opporre resistenza durante la situazione di guerra. Ecco perché si parla molto di martirio. So che ci sarebbero moltissime domande, ma capite che i tempi del festival sono molto molto stretti. C'era una persona che le chiedo però di essere telegrafico in questa domanda. A Emergency chiederei la questione degli aiuti. Michele Giorgio sul manifesto ci dice che a un certo momento o non ci sono o sono carissimi, no? Cioè un occhio della testa. Avere
diciamo così, un quadro di questa situazione, se ci sono e bisogna pagarli, oppure se arrivano, no, in forma gratuita come dovrebbe essere. Ad Atassi vorrei chiedere invece la questione sì della religione. Qui c'è un Allah che è a tutti i livelli, anche a livelli di giornalisti, che dovrebbero forse vedere le cose in una maniera un po' più laica, no? Ecco, questo. E la questione è che Hamas è contestato in questi ultimi giorni, in questa ultima settimana. Ci sono delle televisioni che fanno vedere delle manifestazioni di contro Hamas. Grazie. Chiedo a entrambi di essere telegrafici sulle risposte. Rapidissimo. E dipende dalla disponibilità e i volumi in entrata, no? Quindi un po' non tutto viene passato come bene umanitario, nel senso che ci sono anche dei cargo commerciali che entrano, quindi abbiamo gli aiuti umanitari che vengono ovviamente dati ci sono dei kit che vengono distribuiti alle persone, e ci sono però poi anche i market, i supermercati, i bazar che vendono il materiale, e in base ai volumi in ingresso cambiano i prezzi. Quindi un uovo può costare 10 euro perché ce ne sono pochi, come può in una settimana dopo può costare 1 euro. Quindi ci sono delle oscillazioni incredibili che dipendono dalle entrate. Ora puoi immaginare, essendo tutto bloccato da un mese, non si trova più nulla, e poco che si trova bisogna pagarlo caro. Quindi questo, non so se ho risposto un po' alla domanda, però dipende un po' dall'ingresso del materiale, dalla disponibilità nel mercato. Se i supermercati sono riforniti, da quale parte arrivano? No, dopo abbiamo modo comunque di... Poi, ok, va bene. Poi ci fermiamo. Okay, thank you for your question. I don't know why the journalists should be less religious, because they are also at war, and they are also targeted, and they are also killed. And they also don't have anyone to support, like being support only God. So no, it's not the situation that to be less religious. They are most probably will be killed, not this minute, the minute after. If it's not the minute after, the hour after. If it's not 1 hour after, it's a day, a week. We don't know, but they are targeted. And the Israeli army is targeting journalists specifically because they don't want the truth to be shown. So yeah, they are in danger, and they have nothing to do. So yeah, let's keep religious. And for the other question, like about Hamas, people are really suffering, and they are really like don't know what to do, and don't have anything to do, nothing at all. They are all like only being bombed. So for 16 months, Israeli army is saying that let's eliminate Hamas, let's get them out of Gaza, and we will leave you alone. All right? So people start believing. It's a lie. Even though right now what Trump said that when it was the truth part, like he said, let's all Gaza people go to another land, give them houses, have a nice life. See? And protect their children. What a nice dream. On cost of what? Giving up their land. People don't want to leave. It's their land, it's their homes. They are ready to be dead in order to stay at Palestine. It's their resistance. Only by staying there without doing anything, only like by existing, they are resisting. So they don't want that. They want them to be leaving. So after 16 months, some people are convinced right now. And they are very tired, and I cannot blame them. I cannot blame them. But what Netanyahu said 2 days ago, he said that Hamas should leave Gaza, and after that we should do Trump's plan, which is sending all Gaza people to other place. So if Hamas is not there, that doesn't mean Palestinians are safe. Because in the West Bank, on the other hand, on the West Bank, there are Palestinians killed each day. Palestinians arrested each day. Children arrested each day. So it's not whether there's Hamas or not. But if I was Palestinian,
If I wasn't a journalist, I will be a Hamas because I have to fight back. If I'm not fighting back, they will just take my home and kill me. So should I get a gun? If there's no other solution, if there's no one is protecting me, if there's no a country that has power is stopping this genocide, if there's no one protecting my mother, protecting my sister, protecting my brother, my father, I'm the one. If I'm not, who will be? If there's no one else acting, it's their only choice. Per quanto riguarda la domanda sulla religione e sui giornalisti, non vedo il motivo per cui i giornalisti dovrebbero avere una prospettiva meno religiosa, perché in fondo sono persone che sono in prima linea, che sono in guerra e che non hanno nessun supporto da nessuno. E l'unico supporto che possono avere è quello di Dio. Sono in pericolo, possono essere uccisi il giorno dopo, una settimana dopo, e sono un obiettivo dell'esercito israeliano. L'esercito israeliano vuole eliminare i giornalisti proprio perché vogliono impedire loro di raccontare le storie e di raccontare quello che sta succedendo a Gaza. Quindi non vedo il motivo per cui dovrebbero avere, diciamo, un punto di vista meno religioso rispetto a quanto si vede nel documentario. Per quanto riguarda Hamas, bisogna capire che in questa situazione di guerra i palestinesi nella striscia di Gaza stanno soffrendo, non sanno cosa fare, non hanno nulla da fare e tutto il giorno sono lì ad aspettare che qualcosa succeda e molto spesso sono solamente dei bombardamenti che arrivano, quindi devono semplicemente, l'unica cosa che possono fare è fuggire dai bombardamenti. E per 16 mesi è stato detto loro, se vi sbarazzate di Hamas, gli israeliani gli hanno detto, vi lasceremo liberi e vi lasceremo stare, ma è una bugia bella e buona. È come la bugia che ha detto Trump quando ha detto ok, se Hamas se ne va facciamo uscire tutti i palestinesi da Gaza, diamo loro una terra promessa e tutto si risolve, ma anche questa è una bugia. E tra l'altro perché dovrebbero andare via? Qual è il prezzo da pagare per andare via? Lasciare la loro terra, lasciare le loro case e in fondo lasciare la loro vita. E queste persone quindi non vogliono andarsene, preferiscono morire ma rimanere, perché anche questa per loro è una forma di resistenza, anzi forse è l'unica forma di resistenza che possono opporre. E per 16 mesi si sono sentiti raccontare questa storia, hanno cercato di convincerli appunto di eliminare Hamas e che se avessero eliminato Hamas li avrebbero lasciati stare. Netanyahu l'ha detto anche un paio di giorni fa, ha ribadito questo concetto, ma non è assolutamente vero, è una bugia bella e buona. Dall'altra parte, nella Cisgiordania ci sono comunque dei palestinesi che vengono uccisi o arrestati tutti i giorni, ogni santo giorno. Quindi il problema non credo sia Hamas. Probabilmente se fossi palestinese e se non sapessi che pesci pigliare, forse anch'io sarei di Hamas, perché se non c'è altra soluzione, se non c'è nessuno che mi protegge, se non c'è nessun paese che mi protegge e se sono l'unico io che può proteggere i propri amici, i propri fratelli, i propri familiari, allora forse imbraccerei anch'io il fucile. Se fosse l'unica scelta, forse lo farei anch'io. Il tuo lavoro, Mahmoud, è anche una grandissima testimonianza di giornalismo. E per questo vorrei che mi raggiungesse qui sul palco Paolo Dalle Molle, che è vicepresidente dell'Ordine regionale Friuli Venezia Giulia dei giornalisti, e con lei le rappresentanti dell'associazione Il Capitello. Insieme a loro e con il supporto dell'Ordine nazionale dei giornalisti, da molti anni il festival assegna un premio, il coraggio delle immagini, che credo sia perfetto per questo lavoro. E quindi lascio subito la parola a Paola per raccontarci insomma il senso che di questo premio e la visione insomma del giornalismo. Grazie a tutti voi e grazie Marco. Io credo che questa sia una di quelle situazioni nelle quali ogni parola è davvero in più. È molto faticoso dirlo anche
dal punto, proprio anche in una circostanza così importante anche come appunto l'apertura di questo festival, dopo aver visto questo documentario. E quello che però io sento che sia doveroso, e forse uscire anche da quelli che sono i binari un po' tradizionali di un qualsiasi saluto, e dirvi questo. Innanzitutto io voglio ringraziare Cinema Zero. Vedo lì dietro anche Riccardo Costantini, e dalla prima edizione di questo premio l'Ordine dei giornalisti è a fianco, proprio a fianco di Cinema Zero e del festival, proprio per pensare a questo premio, e siamo orgogliosi come ordine di essere qui questa sera, perché quello che ci è stato detto prima da Mahmoud Al-Tassi proprio riguardo al giornalismo è già stato detto, nel senso che è importante oggi più che mai, tra le altre, che l'occasione, l'opportunità di vedere, affinché tutti noi che siamo qui questa sera, ma non solo, possiamo avere un'idea di quello che succede, a differenza di quello che invece vorrebbero, e cioè il contrario, e ci si possa formare un'opinione e decidere da che parte stare, e comunque avere delle idee e sapere che quello che accade, e non essere partecipi di un occultamento. Quindi il mio pensiero questa sera va a quei 200 e oltre operatori dell'informazione che fino ad oggi sono morti sulla striscia di Gaza, e quindi il dato non è diciamo coerente con quello che sta anche accadendo magari in questi minuti. Il numero può essere ancora maggiore. C'è una differenza rispetto alle altre guerre, ed è il fatto che mentre una volta accadeva che i giornalisti potessero anche certo morire per il loro lavoro, oggi sono, come diceva, abbiamo sentito dire adesso, degli obiettivi mirati, come lo sono gli ospedali. Io ringrazio di avere qui vicino delle persone che sono davvero felice di avere, come dire, io Francesco ho scoperto adesso che ci siamo conosciuti ora, ma pensate che io l'ho sentito in più occasioni, in alcune interviste, e proprio quello che lui raccontava, tra le altre, è entrato in una relazione che dovevo fare sui diritti civili, perché io riportavo le sue parole. Quindi, come dire, c'è un filo che ci unisce tutti. Io vi ringrazio infinitamente, ma mi auguro anche, come dire, che si rafforzi ancora di più quello che c'è già in atto con questo festival, ed è questa la cosa straordinaria che ci permette di vedere che cosa accade nel mondo, ma è il mondo che da questa sera per tutti questi giorni entra su questi schermi, e quindi io dico che è un'occasione davvero incredibile, non facciamocela perdere, ma soprattutto diventiamo anche noi, come dire, portatori di questa nuova consapevolezza e questa responsabilità che in questo momento così difficile è straordinariamente necessaria e fondamentale. Quindi io vi ringrazio. Grazie Paola. Allora chiedo a te, insieme a una rappresentante del Capitello, di consegnare il premio a Mahmoud Al-Tassi insieme al festival, e credo con un grande applauso e con la richiesta di tenere fede a quello che avete scritto alla fine del tuo film, il reportage continua, quindi non fermatevi, continuate con il vostro coraggio nel portarci la verità. Posso aggiungere una cosa? Io mi auguro, viene detto che come dire, il documentario potrebbe continuare. Io vorrei che davvero ci si ritrovasse qui per ricordare, davvero per una prosecuzione, ma con quelli che sono delle germogli di speranza e di cambiamento, e credo che in questo siate tutti voi ad unirmi anche a questo auspicio. Assolutamente.
Quindi grazie, non so se vuoi aggiungere un'ultima cosa. Yeah. Thank you. Actually, I was trying to do to continue covering the story of the journalist, but unfortunately we don't have much budget. So right now I'm starting another documentary about a Moroccan doctor. He is a Moroccan, and he is a children doctor, surgery. So he came from all the way from Morocco to Gaza in order to help people, and he is right now in Dunisi Hospital. He is making surgeries for children, and I just want to follow him through this journey, because he's really risking his life while he was safe at his home, just like as our friend. He went there and he risked his life, in order to help people. So his story is also deserve to be covered. So right now I'm also trying to collect a finance for that film too. So let's see. But I hope that I can continue shooting films. Thank you. Grazie, anche a me piacerebbe continuare a raccontare questa storia in futuro, però al momento purtroppo non c'è budget, non ho i finanziamenti per farlo. In realtà recentemente ho iniziato un altro documentario su un pediatra marocchino che è andato in un ospedale a Gaza dove sta lavorando come chirurgo per operare i bambini, e ha deciso di rischiare la propria vita per aiutare queste persone, proprio come il nostro amico qui ha fatto andando nella striscia di Gaza. Invece che starsene comodamente a casa sua, ha deciso appunto di mettere a rischio la propria vita per aiutare gli altri. E è una storia quindi questa del pediatra marocchino che merita di essere raccontata, e sto in questo momento cercando i finanziamenti, ma sì, sicuramente se posso continuare a raccontare anche questa storia ne sarò felice. Grazie, il premio Coraggio delle Immagini è questo simbolo, ma c'è anche un piccolo premio in denaro, e quindi siamo molto contenti di sapere che vada al tuo lavoro. Io vi ringrazio e vi ricordo che il film partecipa al premio del pubblico, quindi l'invito è, uscendo da quella parte, a votare il film e naturalmente a fermarvi con noi. Adesso c'è un aperitivo, Mahmoud sarà con noi, Paola e le amiche del Capitello saranno con noi, e l'occasione anche per fermarci ancora insieme a parlare su quanto abbiamo visto. Grazie ancora, buona serata.